Amici e amiche di Sicile Magazine, 20.000 presenze allo stadio Angelo Massimino per un evento attesissimo, la 16ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. Venite con me. Non c'è più bisogno di essere scaramantici, lo puoi dire, il successo di questa 16ª edizione, Luca Napoli. Non c'è più bisogno, lo sapete, ogni anno come noi la impostiamo con tanto di umiltà e poi cerchiamo di essere precisi e di poter regalare un evento a questa città che lo merita davvero, e credetemi che a questo punto, dopo 16 anni, avere un pubblico così vuol dire che c'è tantissima sostanza. Non può più essere casuale una città che riesce a regalare sia alla nostra manifestazione ma anche al Catania Calcio questo pubblico. Oggi la squadra dei deputati regionali e dei presidenti dei consigli regionali d'Italia si è spogliata della propria veste, dei propri colori politici, per indossarne una unica, che è quella contro il femminicidio. L'importante è esserci e soprattutto, come ho detto anche questa mattina, per qualcosa di veramente importante, dove bisogna battere il ferro sempre, non solo quando è caldo. Quindi stop violenza, qualunque essa sia. Serve che tutti si mettano assieme per cercare di portare avanti un discorso proprio culturale di educazione al rispetto degli altri, al rispetto delle cose che sono comuni, che sono della comunità, della collettività. Serve molto e credo che sia questa una giornata molto importante per questo. Tanti stadi importanti hai frequentato, di tutte le serie, e oggi questo Massimino gremito da 20.000 ragazzi. Beh, è una bella emozione, una bella sensazione, perché alla fine i tifosi io credo che sono proprio l'anima di questo sport, quindi girando i vari stadi, vedere Massimino così gremito merita tanto, anche il calcio qui a Catania. Valori bellissimi, valori importantissimi, messaggi da trasmettere soprattutto ai più giovani per poi crescere con sani principi. Credo che la lotta al femminicidio sia importantissima sotto ogni punto di vista, bisogna parlarne ma bisogna anche agire. Domenico Centamore, nei tuoi lavori hai sempre trattato tematiche sociali importanti e oggi scendi in campo per una tematica altrettanto importante. Ci tengo a scendere in campo perché parliamo di femminicidio e quando si parla di femminicidio purtroppo ancora è un problema che si vive tutti i giorni e quindi ne dobbiamo parlare. Vedo che ci sono molti giovani e quindi dobbiamo sensibilizzare di più sti ragazzi che crescono. Io ho anche figli, quindi insomma, quindi mi raccomando, con questo femminicidio smettiamola. Ci sono un sacco di scuole sugli spalti e questo tanto mi riempie di orgoglio, perché vuol dire che la docenza comunque si sta impegnando attivamente per cercare di portare un cambiamento da dentro, e poi sicuramente va sempre più sensibilizzato questo tema, bisogna cercare di supportarsi fra donne e non di remarsi contro, e soprattutto di avere il coraggio, se c'è un problema, di parlare e di avere delle strutture adeguate per poter parlare. In questo caso i consultori come le associazioni ci permettono di avere un luogo di riparo, quindi è importante che lo Stato garantisca la fruizione di questi luoghi e garantisca che rimangano aperti. Assessore, una giornata di sport stupenda, lei già ha giocato o ancora deve scendere in campo? No, ahimè ho già giocato, i dolori già si sentono, giornata bellissima, meravigliosa, per una causa importante e tra l'altro è anche un bel momento perché tutti stanno toccando con mano i lavori allo stadio e quindi davvero un bel momento, dal prefetto al questore ai tanti attori ma soprattutto i bambini che stanno gremendo lo stadio, quindi sicuramente un bel momento. Sono mancata qualche anno, però quest'anno era ancora più importante essere presente, oltre al fatto che venire qui e avere tutto questo stadio pieno, soprattutto di ragazzi che ti danno un sacco di calore, è una delle cose più belle ed emozionanti. Abbiamo visto anche in versione DJ. Esatto, quest'anno sì, quest'anno ho portato la mia musica, sono molto contenta, visto che è una cosa a cui tengo tanto e suonare mi piace veramente tanto, spero anche di regalare delle belle emozioni. Che emozione si prova a entrare nel campo, che è poi quel campo che noi sentiamo così tanto nostro.
È un'emozione sempre grandissima, soprattutto perché il campo dove sono cresciuta quando ero più piccolina e adesso è diventato, come dire, un posto del cuore dove poter tornare, quindi un'emozione grandissima, a maggior ragione in un'occasione così speciale come un gol per la solidarietà, che è una manifestazione ormai storica per Catania e per la Sicilia. L'amore per la Sicilia è infinito, la terra più bella al mondo, e poi come vedete i ragazzi hanno preparato questi striscioni importantissimi per la lotta contro il femminicidio. Credo che sia davvero fondamentale che già da così giovani capiscono il senso del rispetto altrui, soprattutto il rispetto delle donne. Bisogna amare, rispettare e tutelare le nostre donne. Accolta in un Massimino gremito di giovani, che cosa hai provato per una tematica così importante? È una bellissima emozione, poi i giovani sono fondamentali in questa giornata perché è proprio da ragazzi che bisogna insegnargli il rispetto per le donne, non solo la non violenza ma anche il rispetto, perché la violenza è non solo un pugno ma anche una parola sbagliata, l'umiliazione, il far sentire una donna sbagliata. I tuoi colleghi dicono che in campo sei un uomo pericoloso, è vero Jimmy? Beh, non lo so, io sono pericoloso nella vita facendo striscia, però sono un portatore sano di verità come tutta striscia e quindi portiamo della verità anche in campo, capito? E portate della verità anche per la tematica per la quale oggi giocate. Contro il femminicidio io dico sempre che un uomo che fa male a una donna è un vigliacco, quindi bisogna educare già i ragazzi. Ho portato qua mio figlio per fargli capire che la donna va rispettata, vanno rispettati tutti, ma la donna va rispettata. Com'è allenare questi ragazzi che oggi scendono in campo in questa giornata così bella? Beh, ragazzi, si fa per dire, diciamo, però è anche un gesto bello di un sacrificio da parte anche di chi ha una certa età per dare un messaggio all'opinione pubblica e alla società civile che le donne non si toccano.